Bella raga, ciao a tutti dal Comandone veneziano. Andiamo a vedere un po', visto che era un po' che non giocavo la Superlega, per finirla, come si è messi. La mancano, insomma ne mancano ancora un po' di giornate. 16 e 4, 20, 27, 11 giornate. Siamo contro la seconda della classe. Ecco, vincere con la Francia ci vorrebbe dire ipotecare. Non dico vincere, ma almeno un po' ipotecare. Ok. Ok, France vs Italy. Partitone incredibile contro Ginola, Fontaine, Coppa un po' tutti. Allora, vediamo, Veneziano non è in forma, ma io me ne sbatto il cazzo d'un lavoro in città. Mettiamo uscire per Baresi, che è relativo a riposare, che non è messo bene. Per il resto tengo questa formazione qua. Andiamo, Francia-Italia, big match per la Superlega, ragazzi. Siamo alle battute conclusive, purtroppo col fatto di PES e altre robe mi sono un po' perso la Superlega, ma la Superlega è sempre con noi, ragazzi. Salve amici, un caloroso saluto a tutti. Si parte. Le previsioni medie avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terzo stasera. E terzo. Nemmeno l'ombra di una Deschamps, N'Golo, condizioni perfette. Ginola, qual è la versione Beyond. Amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti. Bravissimi, dai subito, voglio subito distendermi. Er Pupo, leader degli assist. Pippo, super Pippo per Veneziano. Qua Veneziano dorme però. Dormita clamorosa del Cuba. È un sogno per ogni professionista. Manca Fontaine all'appello però, no, c'è Fontaine, scusate. Si incontrano per la seconda volta quest'anno. Vi ricordo che la posta in palio è la vetta della classifica. Sì. Entrambe le squadre vogliono la corona. Ginola. Attenzione a Ginola, bravissimi. Pirlo recupera palla, ma è fallo inesistente, dai, però. Raymond Coppa. Ma incredibile! Gol incredibile! Questo è un gol stupendo! Prima rete per la Francia. Da 100 metri, Raimondo. Gol senza senso di Raimondo, mamma mia. Imparabile. Incredibile gol dei francesi, ma punizione telecomandata di Raymond Coppa. Sono basito. La Francia sta tenendo alte entrambi i terzini. Vogliono aumentare la spinta sulle fasce, limitando l'avanzata degli esterni avversari. La Francia sembra in gran forma, bloccare la loro azione proprio sul nascere. Esatto, bravo. Cercano di che sveglia però, dai. Attenzione al Ronaccio qua. Il Cuba ne può approfittare. Veneziano missile in curva. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Una manovra offensiva impeccabile, Fabio. Come ci ha punito Raimondo. Ma come si fanno a mettere Magic Mike per Areola? Mamma mia. No, solo per questo devo batterli. L'Italia sta attraversando un buon periodo dal punto di vista realizzativo. Sono sempre andati in gol nelle ultime 5 partite. Può crossare in aria. Prova la conclusione. Ma grandissimo, dai Gianluigino. Non è finita, ragazzi, non è finita, manca una vita. Papardo. L'Italia sta cercando di non peggiorare le cose, concedere Che una sveglia però, basta, ma dai, cazzo, sti francesi. Ottimo dribbling. Bravo qua, bravo Zambrottino. Veneziano si gira molto bene da Albertini. Vai Albe, vai Demetrio si invola. Demetrio si invola da Pippo lunga. Passaggio in avanti. La Francia ha ottenuto un bel risultato nella scorsa partita. Grazie soprattutto grande Albertino. tattica del proprio Vai Demetrio. La stampa ha giustamente Totti. sottolineato l'abilità Totti per Dino Baggio. Le sue scelte Dino Baggio murato, ma c'è Paolone d'oro. La dai dietro a Zambrottino. A Dino. Qua Dino prova una cosa impossibile. Dino. Albertini la perde malissimo. Fallo qua, no, non me l'aspettavo questo fallo. Da lì potrebbe anche trovare E la qua porta. Pirlo no, voglio Da quella Totti. distanza secondo me dovrebbe provare il tiro a scendere dietro la barriera. Potrebbe essere micidiale.
Totti. Mamma mia, che Mirato dalla brutto. Che Ci mette brutto. il fisico e conquista il pallone. Ancora errore, stiamo buttando via occasioni. Dai, che la Francia non è nulla di che, anche se seconda fallo. È rigore, solita Francia, incredibile, incredibile. Se non gli regalano qualcosa non sono contenti i transalpini. C'è ancora tempo per andare a caccia del pareggio prima del fischio di metà partita. A sinistra con il passaggio. Scatta Occhio. verso il pallone. No? Grande Paolo. Dino. C'è la palla lunga in avanti. Dino vede Pippo, ma Pippo non è proprio un assist man. Ci prova Pippo. Tentativo di Infatti. allungare il gioco. Un po' sbagliata, leggermente. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. La Francia- Fallo inesistente, un po' come la punizione segnata da Raimondo. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Che gol di Raimondo però, ragazzi. Ginola, Pavard. Recupera ancora Zambro, ma poi il rimpallo a favore dei francesi. Non c'è neanche Zidane la Francia. Mamma mia. Conclusione sul fondo. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. Vai Zambro. Zambrotta. Albe. Totti. Totti, vede Pippo, niente da fare. Libero giusto. Primo tempo scandaloso, 1-0 per la Francia, Raymond Coppa. Così 45 Non possiamo buttare via il mini vantaggio creato contro i francesi. emozioni nonostante Vai. ci sia un solo gol a referto. Dai, fai quel cuore. Hanno giocato complessivamente bene, ma sono mancati in fase realizzativa. Veneziano si vede che è fuori forma, tra poco lo togliamo. Partiti. Siamo già nella seconda frazione di gioco. L'Italia Nesta. ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare Attenzione, questo secondo Totti. tempo con un approccio completamente Veneziano la dà a Zambro. Zambro la mette in mezzo. Pippo mio! Zambro! Grande opportunità. Non ci credo, doppio miracolo. Doppio miracolo su Pippo e Zambro. Pirlo. Vero specialista sui calci d'angolo, attenzione. Non ci credo. E la palla finisce a portiere. Veneziano non è in forma. Esce il Cume, entra Gianni Rivera che lo mettiamo qua a Totto, seconda punta. Trequartista. E mettiamo anche Riva per uno spento super. Vai. 51esimo, la Francia non merita, ma come sempre vince così. Come? Veneziano prima di uscire, regalaci la perla. Totti, lunga per Totti. Allontana il pericolo. Paolo. Ha conquistato palla. Paolo vede Dino. Dino vede Pirlo. Pirlo vede Demetrio. Albertini sul pallone. L'Italia è reduce da un pareggio per 2-2 in quella che è stata sicuramente una partita bellissima e combattuta. Ma è brutto errore qua, ma recuperiamo. Paolo, bellissimo questo Paolo per Pirlo. È davvero una bella serie di passaggi questa. Pippo Veneziano. Veneziano è lento, un pachiderma il Cume. Brutto fallo di Totti, perde la testa il Pupo. Perde la testa il Pupo. Yellow card. Ha perso la testa il Pupotto, ci è andata bene. Vai Paolo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Totti. Zambro. No. Palla Ancora. riconquistata immediatamente. Scirea. Pirlo. Fallo. Di punizione per l'Italia. Ma 62 meno un pareggio. Qui in terra È francese. andata bene, poteva essere punito con il cartellino. Andrea. Per te, next a te. Albertini. Vai Demetrio, mamma mia, per poco Totti. Totti ancora per Zambro. Zambro la perde, Zambro. Sarà calcio d'angolo. Pirlo. In testa qualcuno? Nessuno di testa. Rivera. Paolo. Bello. Tiro davvero da dimenticare. Era proprio lì, davanti alla porta. Almeno un pareggio, ragazzi, almeno un pareggio. Per tenerli a distanza. Non c'è niente da fare. L'Italia non riesce a interrompere il possesso palla degli avversari, sta subendo troppo. Soltanto rimessa laterale qui.
Thuram. Niente da fare. Rafael Varane. La Francia, guardate come gioca, guardateli, perdono tempo, guardateli. Kanté. Rafael Varane. Passaggio sulla destra. Spostano il baricentro sull'altra fascia. Ma dov'è il fallo? Basta, madonna, quando fa così non li sopporto. Mamma mia. Coppa. La punizione regalata, incredibile. Occasione da rete. Bravo Buffon, bisogna tutti in avanti adesso, bisogna rischiarla. Buffon, ti muovi, grazie. Non possiamo regalarla così però. Ma no, regalargliela così, dai. Ma vai a fare in culo, zio porco e zio porco. Questa adesso è una seria ipoteca. Gol di Ginola 2-0. Ha mantenuto i nervi saldi e in Regalata sto bastardo. Non ha mai staccato gli occhi dal portiere, ha aspettato un suo movimento e poi ha gonfiato la rete. Albertini. Di vantaggio e partita Totti. in discesa. Totti, niente. Tu sempre, ci arrivano sempre. Si fa trovare pronto. Questa sconfitta pesante in terra francese. Ottengono una rimessa laterale. Albertini. Prova l'affondo sulla destra. Albertini la perde perché Sibide è il campioncino. Senza successo però. Incredibile, ma non ho parole per descrivere questa sconfitta. Perché ormai sono chiaramente tutto in avanti. Ginola. Colpisce. 3-0, partita chiusa. Si spegne la luce per gli avversari. Sì. Questa speriamo non lasci strascici. Spettacolare. Non sapevano più Sta come partita. affrontarlo, li ha ubriacati tutti. Si riparte dal 3-0. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Totti. Dai, mamma mia, tutte sbagliate. Tutto quello che potevamo sbagliare abbiamo sbagliato e loro, con 3 tiri. Ci hanno distrutto proprio. Fa sempre male perdere quei francesi fuori gioco. Dio lì, mamma mia. Lancio lungo del portiere. Partita orrenda per noi, Pogba. Andiamo a casa, va. Decisa. Prova a scavalcare avversari Fontaine. con una palla lunga. Fischio, arbitro. Filtra la palla in profondità. Machelele. Dino Baggio la butta via. Finisce qua 3-0. Finisce così. Sconfitta pesantissima di una Superlega. Torna di nuovo. Super mega equilibrata. Mamma mia, 52, 51, 49 col Brasile che sta arrivando. Cioè, incredibile. Italia, Germania. Vai. Zambro distrutto, benissimo. Entra Ferrara. Dino Baggio a pezzi. Entra il Mancio. Mettiamo Bobaldo. Sconfitta pesante questa perché torniamo a un punto. La Francia e il Brasile forse come lo usano qualcosa in più. Vabbè, vedremo. Intanto cerchiamo di battere la Germania perché qua la situazione è un po' disperita. Vai. Buonasera e ben sintonizzati. Si parte. Oggi è una di quelle giornate in cui il tempo Beh, si parte benissimo. trovare pace. Le previsioni danno cielo nuvoloso alternato a rovesci di pioggia nel corso delle prossime 2 ore. In ogni caso, tutto ciò non sembra aver scoraggiato i sostenitori delle due squadre, accorsi in massa allo stadio Vai, per Bobo. trascinare i giocatori in campo. Totti. Prepariamoci quindi ad assistere Totti a un prova il grande tiro. Parata di Olli Khan. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. Nesta. Barisone. L'arbitro ha già dato via correre. Ferrara. Gatto. Queste due squadre si incontrano per Bravo la seconda Gattuso. volta quest'anno. Totti.
Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave? Totti, ma nessuno scatta. Secondo me Mats Hummels oggi farà la Veneziano, differenza, non Gatto. solo per le sue capacità Prova il cross individuali, Gatto. ma anche Bel cross di per il merda. sul corpo e per le sue pericolose incursioni in avanti che possono Miro creare Klose e la Sebastian superiorità Deisler. numerica per la squadra. Sì, per gli attaccanti avversari Pirlo. non sarà facile Niente, oggi. niente, niente. La Germania non ha mai vinto negli ultimi 5 incontri disputati in trasferta e arriva qui con la ferma intenzione. Ecco, magari vinciamo, grazie. Andiamo anche in avanti. L'Italia sta spingendo molto in avanti da subito. Klinsmann. Deisler. Klosterman. Ecco il cross. Si lancia di testa. E Stiamo crollando, ragazzi. Gol di Miro. Miro Klose. Punisce. Ha trovato il tempo giusto sul pallone, l'ha messa dentro. Ragazzi, non ci siamo più. Coraggioso ed efficace, non c'è che dire, un gran gol. Che crollo, mamma mia, dai. Siamo stati i primi per lunga parte del Chi altro campionato. poteva sbloccare il risultato? È Gattuso. davvero l'arma in più di questa squadra. Pirlo. 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 Ma va a cagare, però, mamma mia, tutte le sbagliamo. Fuori bersaglio la sua conclusione. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. Crollo assoluto per gli azzurri. Non riesce a mantenere il possesso. La mette in avanti. Passaggio filtrante per Grande Klose. Baresi, dai. Perché manca una vita Mancini. Ieri. Totti. L'Italia sta Totti per cercando di non Veneziano. peggiorare le cose, E concedere il Cume una sbaglia. E il Cume la recupera. Vieri, cosa fa Bobo? Cosa fa Bobo, mamma. Si libera Che Italia pietosa in questo momento. O ci svegliamo o salutiamo la vittoria, perché un ottimo intervento. siamo in una crisi di gioco incredibile. L'Italia è nell'occhio del ciclone adesso, dopo una sconfitta che ha sollevato polemiche e anche molti dubbi su giocatori e allenatori. Ecco. Siamo ancora primi, lo ricordo. Niente. L'azione riprenderà. Riusciamo a giocare, raga. Dunque, Ancora rimessa. laterale. Matteus l'ha rimessa. Lothar. Attenzione, Baresi stacca. Veneziano arriva primo, bravo Cume e la palla sbaglia. La gioca sulla destra. La palla viene rigiocata verso Mamma mia. l'interno. È libero di creare pericolo. Buffon sbaglia. Madonna, c'è data di culo qua. E ancora errore. Klose. Il Cume. Per Occasione Totti. il contropiede. Niente. Guarda, Anche Fabio, Totti se hai ormai non è più nel notato, gioco, Fede. stanno sfruttando tutta l'ampiezza del campo. È vero, soprattutto in attacco, Pirlo. ma è la mossa giusta. Siamo È stanchi una tattica che mi però, piace. Gli attaccanti fanno correre la difesa avversaria Veneziano. di qua e di là e lasciano Viene spazio da agli Mancini, inserimenti ma dei anche centrocampisti. Mancini. Mancini sbaglia. Forse la squadra è stanca. Spedisce su. Bisogna fare dei cambi probabilmente. Mentre qui abbiamo messo meno budget. Il piano è che se non giocano bene, però. Pallone intercettato. Forse la mia squadra. Vedo che gli altri fanno tanti cambi. Probabilmente siamo distrutti. Tocco morbido. Lancio col contagiri. Baresi prova a rincorrere Klinsmann. Elegante. Mette in mezzo il traversone. Close, mamma mia. Ferrara qua si è fatto scavalcare. C'è andata di culo. Gattuso. I tifosi dell'Italia sono un po'. Ancora errore, basta. Arriva Klose. Occhio al cross. E il portiere blocca. Buffon rinvia. Il mancio. Pirlo. Totti. Totti per Gattuso. Per Veneziano. Ieri. E Vieri. Veneziano ci ha provato. Vieri. Totti. Vieri. Niente. Murato Bobaldo. Finisce un primo tempo vergognoso. Fischi dall'Olimpico. Perché non c'è cuore. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Hanno giocato complessivamente bene, ma sono mancati in fase realizzativa. Sono sicuro che nel secondo Chiamo tempo Roberto. faranno di tutto per recuperare. E qua Rivera. Proviamoci, ragazzi. Devo mettere un po' loro perché li ho usati poco. E sono più, come si dice, sono più freschi. Ecco il fischio dell'arbitro. Inizia il secondo tempo. L'Italia ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto. Dai, nulla è perduto, ma ce la dobbiamo fare. Questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Klinsmann. L'avversario ha avuto la meglio. Rimessa tedesca.
sulla fascia, è libero. C'è il tiro. Dai ragazzi, dai. Buffon la butta su. Poteva trovare soluzioni più Vede efficaci molto bene per i Pirlo. compagni. Rivera. Ma no, Rivera. Vabbè. Prova a passare, Baggio, vai Roby. pallone profondo. Roby per Riceve Alex. la palla. Grandissimo Sulla fascia, Alex, in dai. profondità. Paolone, che non abbiamo nessun saltatore adesso però. Baggio! Ma quanta sfiga c'ha anche Baggio però, mamma mia. Miracolo di Olli. Spazza via. Paolo. L'Italia ci sta provando adesso. Roby non ci arriva, ma erroraccio di Mancio. Palla allontanata senza troppi complimenti. Paolo. No, Fuori gioco. È finito il fuorigioco. Bellissimo colpo di testa di Baggio. Ovviamente Khan fa il miracolo. Siamo in una crisi senza faine. La Germania ha fornito una prestazione maiuscola nella scorsa partita, soprattutto grazie a Segnavamo sempre, non è segniamo stato più. protagonista di un autentico capolavoro tattico. Beh, di sicuro non ha avuto paura di osare, di correre Lothar. rischi. Mi ha fatto benissimo perché alla fine le sue scelte sono state determinate. Bravi ragazzi, dai. Crediamoci, non è finita Baresi. Baresi vede Paolo. Maldini. Paolo vede Roby. Sono al costante inseguimento della palla. Vai, Baggio. Non è un buon segno questo. Baggio, bello questo numero di Roby. Che lo dà Mancini. Maldini. Paolone. Coglie un passaggio. Vai Alex! Alex! Non ci credo. Piega la gioia del Ancora Olli. Ancora Una Olli. che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. libero. Gattuso! Sì, vabbè, in curva. Ottima la conclusione. L'impatto sulla palla è stato perfetto. Del Piero e Baggio, devo dire che ha fatto due capolavori qua. Ma Khan sembra veramente imbattibile oggi. Ancora Italia però. Baggio. Baggio vede benissimo Del Piero, anche qua sfortunati. Grande Roby. Dai che sono cambiato la partita. Finalmente li vedo bene sia Roby che Alex. Bravo. E qua Paolo fa il cross della vita. Movimento nello spazio. E non abbiamo più saltatori però. Ci mette una pezza. Pirlo. Ancora per Paolo. C'è il cross. Del Piero! Sì, Incredibile traverso. non ci credo. Rivera. Ecco il tiro. No vabbè. Incredibile, incredibile. Incredibile il culo tedesco. Pallone. Pirlo. Vede libero il Paolo. Occhio alla conclusione. Pazzesco. Pazzesco. Di tutto sta succedendo. Non riusciamo a segnare. Suggerimento ricevuto. Un passaggio filtrante da manuale. Entra Ballack intanto. Precisione e visione di gioco. Mancini. Mancini per Rivera. Chiaramente non c'è il fallo. Come un gol. Stiamo pressando come disperati. Lontana con forza. Incredibile, incredibile. Stiamo dominando nella ripresa. Maldini. Il pareggio il Vara, Mancini deludente. Spazza il più lontano possibile. Niente, Paolo A questo sbaglia. punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza Sconfitta rinunciare. incredibile, abbiamo dominato. Proprio quando devi perdere, Dio Cristo, perdi, c'è niente da fare. Può essere FIFA, Gioca con PES, un quello che pallone vuoi. lungo. Scatta verso il pallone. Salta e colpisce di testa. Un tiro hanno fatto. Completamente fuori misura. Traverse, miracoli di Olli. Vabbè, va bene. Gattuso. Pirlo. Pirlo. Lentissimo Pirlo. Ottima pressione la sua. Palla Rivera. Rivera la perde, ma la recuperiamo. Gattuso. La Germania sono tutti indietro, che ridicoli. Tutti indietro i tedeschi. Ma guarda, tutti indietro. Che vergogna, Questa che circolazione della squadrazza. palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Maldini, Maldini. Maldini. Lunga. Lanciata in aria. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Klose. Siamo tutti in avanti. E adesso non la perdono più, incredibile. Toni Kroos. Neanche l'ultima azione mi lascia. Ma vai a fare in E c'è il culo, va. boato del pubblico. Ma Sempre la dai, sfida. ridicolissima, 15 sconfitta Gara che vergognosa. si chiude con un 10 risultato tiri a negativo. 3. Credo che Dai. l'allenatore Va bene. La Francia pareggia, incredibile. E il Brasile vince. Quindi Francia 52, Italia 52, Brasile 52. Dopo c'è la Svezia comunque 51. 3 squadre prime. La Francia per differenza reti prima.
Ucraina-Italia. Siamo contro Sheva, sì, gioca Sheva. Del Piero mi è piaciuto. E qua mettiamo Baggio perché non mi sta piacendo neanche Rivera adesso, eh. Ok. Mettiamo Albertini. Vai. Speriamo di vincere almeno a Kiev in Ucraina perché sennò fiori so cazzi. Purtroppo. Per fortuna che le altre si rallentano anche le altre perché sennò fiori. Salve e benvenuti amici. Vai ragazzi, siamo contro il nostro Sheva. Siamo fatto la doppietta all'andata, anche se abbiamo vinto 3-2. È un caleidoscopio di emozioni, passioni e colori. Oggi però il colore dominante a far da sfondo a questo evento per la verità è il grigio delle nubi. Vedremo. Ma stai zitto, Caressa. Se lo faranno, il risultato di questo incontro potrebbe diventare 2 partite senza gol è un evento per noi, eh. Albertini. L'impianto sportivo è la cornice ideale per Del Piero, il niente. calcio di punizione Fallo buono. dell'Italia. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una Vediamo decisione. se Pirlo riesce a metterla dentro. E c'è già un calcio di punizione da posizione Pirlo. No, era bello questo, peccato. Maldini. Gattuso. Veneziano. Roberto Baggio. Vai Roby. Roby, bellissima Roby. E chiaramente la prendono. La butta via e fa respirare la difesa. Sheva se ne va. Shevchenko. Sheva se ne va, infermabile. Andri se ne va. Rebrov. L'avversario Bravo Francuzzo. Francuzzo se ne va di classe. Dopo la perde. L'Italia ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate e i tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Sheva. Brutto fallo su Andri. Calcio di punizione. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Ancora una scorrettezza e gli mostrerà il cartellino. Il richiamo dell'arbitro deve fargli capire che è il caso di cambiare atteggiamento in fretta se non vuole essere Il sanzionato. Cume riesce a prendere. Il direttore di gara No, interrompe no. l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. Tutte contro. Anche questo fallissimo, ovvio. Numero. Il Cume la recupera di cuore. Bravo Gioca con un Cume. pallone lungo. Alex non ci arriva. Legge bene l'azione, blocca il pallone. Rakischi, che l'allenatore farà scendere in campo dal primo minuto dopo diverse partite. Krivtsov. E il punteggio iniziale è immutato. 0-0. No, ancora porco Diaz, basta con sti falli. Mamma mia, oggi è veramente da piangere. Un nervoso. Questo è l'ultimo avvertimento, o la smette o si becca il cartellino. L'arbitro l'ha guardato e gli ha fatto capire Per che Rebrov il fallo recupera. non sarà perdonato. Dai Albertini. Anche l'allenatore Per deve Baggio. parlargli, cercare di farlo ragionare. Baggio perché prova a rischia di involarsi. beccarsi un cartellino se Baggio continua. vede Alex, chiaramente. Errore. Roberto Dai Baggio. Di forza. Niente. Raga questa. Del Piero. Occhio alla Bravo Alex, peccato. Cume la mette in mezzo. No. Aveva tanti compagni Bellissimo, all'interno bravo, dell'area di Cuba. rigore che potevano sfruttare il suo cross. Non Ma è Gattuso stato recupera. Del Piero. Roberto Baggio. Baggio. Fa sportellate con il suo marcatore. Paolo. Bravo Paolino. La mette in mezzo. Passaggio intercettato. C'è niente da fare, C'è letteralmente una pioggia di cross in area Roma. Sì, quando è una torre al centro dell'area devi provarci. Più palloni metti in mezzo, più chance. Guarda che roba, oh. Basta un mezzo pallone. Non riesco più a segnare, ragazzi, non riesco più a segnare. Affidarsi solo al cross può essere noioso e prevedibile, ma rimane una tattica che può dare i suoi frutti. Speriamo finisca presto questo momento, se no veramente dopo tante giornate prima perdiamo la Superlega, eh. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Tentativo di allungare. Attenzione Rebrov, Sergei Rebrov. Se ne va. Bravi ragazzi, che cu. Occhio al tiro. E c'è il gol del Va. Torino. Non commento oltre. Primo gol dell'incontro. Rubata palla, Non gli commento avversari sono oltre, stati che è meglio. velocissimi a Baggio, ripartire. Baggio. Il contropiede Baggio. in maniera perfetta. Si riparte dall'1-0.
Rischiamo la terza di fila. Non riusciamo più a vincere. Pallone lungo. No, vincono sempre loro i contrasti. Prova a tirare. Mamma mia. Sofferenze atroci. Calcio d'angolo battuto corto. C'è il cross. E fa Buffon ci salva dal baratro. Scodella in avanti. Però veramente Baggio e Del Piero non fanno mai un cazzo. Dai, almeno un assist bello. Con una palla lunga. Non c'è una partita che decida, no? Cioè, incredibile. Pirlo, dai, Del Piero, ti prego. Entra a fare. Fisico e conquista il pallone. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. L'arbitro manda tutti a prendere un teccato. Si chiude così il primo tempo. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Fino adesso non è andata esattamente come si aspettavano, ma non c'è alcuna ragione per Che perdere disastro. la testa. C'è tempo per rientrare in partita. Vai. Fare le 3 sconfitte adesso è proprio il momento peggiore, il momento decisivo della stagione. Incredibile. Totti, dai Totti, L'Italia illuminaci ha tu. ancora un tempo davanti, nulla è perduto. Veneziano, ma altra deve pippa. assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Shevchenko. Ottima pressione la sua. Pirlo, Palla recuperata. Pirlo, Pirlo, vede Rivera, dai Gianni, dai Gianni, Gianni. Si libera la grande. Veneziano non ci arriva. L'Italia No, vuole vabbè, assolutamente rifarsi dopo la sconfitta di misura rimediata. cioè, è troppo palese che non posso segnare, però. Bravo Paolo. No! No, vabbè, vada basta, sto zitto. Silenzio stampa. Vi prego, no, la terza di fila. Cioè, segniamo sempre non segno più. Gianni, fallo. Maldini, neanche fallo, benissimo. Rivera. Il Cume. Totti. Totti per il Cume. Non ci credo. Che parata, certo non un intervento di routine. Il portiere ha risposto Pirlo. presente quando c'era bisogno di lui. Qualcuno in mezzo. Niente. Allontana il E pericolo. fatalità che arriva proprio l'Ucraina. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di Sceva. ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Ottimo il Sceva. Shevchenko. Che grande parata. Sembrava aver Zambrotta. il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applauso. Gattuso la perde. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. La prende piena. Niente, Fiori, cioè, è impossibile fare qualsiasi Manca lo cosa. specchio della porta. Buffon. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. Dopo un dominio italiano per tante parti della stagione. Solo disastro adesso. Totti, ti prego, Totti. Vai Cume e vaffanculo. Totti veneziano 1-1. Finalmente, mamma mia. Bravi ragazzi. È rimasto in linea con la difesa fino all'ultimo istante per poi partire al momento giusto. Adesso bisogna vincerla, però ragazzi, alla fine però Totti fa sempre la cosa Ci giusta. divertiremo ancora molto. L'azione si Paolo. sta facendo pericolosa, ma ha preso bene Pirlo. il tempo e si è messo in mezzo. Totti, ennesimo assist di una stagione meravigliosa. Veneziano, Rivera, Rivera. Calci di punizione per l'Italia. Ah, ok. Si dava l'avvantaggio, però vabbè. Posizione invitante, potrebbe anche provare una conclusione diretta. Non è vicinissimo, ma chissà, se la sente fa bene a provarci. Totti! No. Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. La conclusione è uscita, peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Nesta. Albertini, Palla in avanti, verso il Rivera. compagno. Dai che la vinciamo questa, dai che teniamo la vittoria. Totti. Totti! Fuori di poco. Vicinissimi al gol. È stata una questione di centimetri. Nesta. Pirlo. Totti ancora.
Veneziano. Possibilità di andare verso la Venezia. Peccato. porta. Ottimo disimpegno, fondamentale. Pirlo, Proviamoci, raga, proviamoci. Albertini. che prende subito il possesso della perso. sfera. Recupera ancora Nesta. Sbroglia una situazione che si faceva molto Gattuso, pericolosa. bello Gattuso. Cosa ha fatto Gattuso? Occasione. Vai Zambro. Zambrotta. Vai Zambro. Riceve Mettila un bene. pallone. Veneziano, stack! L'estremo difensore No, si non è supera. vero. Non è vero. Non è Il piano vero. della bilancia potrebbe pendere Non da è una parte o vero. dall'altra, non si stanno risparmiando sforzi. Non è vero. Una partita ricca di emozioni che ancora non conosce. E questo è Fallo, fallo, ovviamente. non ha dubbi l'arbitro. Che schifo. Passaggio No! sbagliato. Il portiere Mamma si mia. Grazie Gigi, no! Altra conclusione. No, E c'è il gol dell'Ucraina. niente da fare. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Gusin, proprio dobbiamo perderle Si è lasciato tutte. scappare questa grande occasione. Il movimento a liberarsi è stato Impressionante eccellente. finale di La palla stagione. è arrivata giusta dove la voleva e non ha dovuto fare altro che concludere a rete. Da possibile 2-1 mio a 2-1 Ucraina. Che passano in vantaggio. Hanno tenuto duro Tot. ed ecco la ricompensa. Ora devono Chiaramente solo non me li fischi a me così, non me li fischi a me così. meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. 3 sconfitte di fila. Grazie, grazie gioco, grazie. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Lancio lungo del portiere. Stagione che ho paura che sia andata, Opportunità di ripartire. Finisce qua 2-1, 3 sconfitte di fila, baratro totale. Fischia la fine della gara. Oggi Baratro non siamo stati totale. certamente fortunati, è vero, però ci sono anche delle buone Baratro totale. La Francia vince e il Brasile vince, ragazzi, tutte e due ci staccano, siamo addirittura a quarti. Crisi perfetta, proprio nel momento più importante. Raga, saluto il comandante veneziano, sono stra incazzato. Ciao!